Buongiorno a tutti, io sono qui per presentare le firme di tutte le persone che nel mondo vogliono sostenere la candidatura di Malala Yousafzai al Premio Nobel per la pace. E oggi chiediamo all'onorevole Di Pietro di firmare come rappresentante di partito nel Parlamento italiano. Lo chiederemo a tutti i rappresentanti dei maggiori partiti in Parlamento, perché loro hanno la possibilità concreta di candidare Malala al Premio Nobel per la pace. Chi è Malala? È una ragazza di 15 anni che ha pagato con 2 pallottole in testa per aver scritto, detto quello che pensa, cioè che lei come bambina ha diritto di andare a scuola, ha diritto di vestirsi come vuole, ha diritto di esprimere il proprio pensiero liberamente e ha trovato la voce anche per quelli che non hanno il coraggio di parlare, e quindi è molto importante sostenere questa campagna e le chiedo di firmare. Grazie. Sia a nome personale che a nome del Partito Italia dei Valori sono onorato, orgoglioso di poter mettere la firma per richiedere fortemente che il Premio Nobel per la pace possa andare a Malala, perché non solo per ciò che ha subito, ma soprattutto per ciò che rappresenta e per quel che sono le sue battaglie di democrazia, di libertà fondamentali, di diritto a vivere la vita che si vuole nel rispetto delle regole, ma non nell'oscurantismo medievale che certe pseudo regole invece impongono a chi è una persona e vuole vivere da persona onesta e libera. Per cui credo che mai come in questo caso assegnare il Premio Nobel per la pace a chi in nome di una pace, ma di una libertà nella pace, ha rischiato la vita e ha preso 2 colpi di pistola in testa. Ecco la ragione per cui noi firmiamo, invitiamo tutti a firmare, soprattutto preghiamo, supplichiamo coloro che hanno titolo per assegnare il Nobel di farlo, perché il Premio Nobel ha un senso se lo si fa in relazione a messaggi concreti che si manda al mondo e non come qualche volta pure è avvenuto diciamo così, a logiche che esulano da quel che sono gli impegni propri per cui il Premio Nobel deve essere assegnato. Grazie.